Allora, eccoci qua, eccoci a commentare quella che è stato, come sicuramente da un punto di vista politico, il fulcro dell'attenzione per tutta la settimana, le consultazioni del Presidente Mattarella, consultazioni che hanno sortito una fumata nera. Allora, prima di sentire i nostri ospiti, sentiamo cosa ha detto Mattarella a conclusione di questo giro di consultazioni. È indispensabile quindi, secondo le regole della nostra democrazia, che vi siano delle intese tra più parti politiche per formare una coalizione che possa avere la maggioranza in Parlamento e quindi far nascere e sostenere un governo. Nelle consultazioni di questi 2 giorni questa condizione non è ancora emersa. Farò trascorrere qualche giorno di riflessione, anche sulla base dell'esigenza di maggior tempo che mi è stata prospettata durante i colloqui da molte parti politiche. Sarà utile a me, anche a me, per analizzare e riflettere sulle considerazioni, su ogni aspetto delle considerazioni che mi hanno presentato i partiti. Sarà naturalmente utile a loro perché possono valutare responsabilmente la situazione, le convergenze programmatiche, le possibili soluzioni per dar vita a un governo. Nel corso della prossima settimana avvierò quindi un nuovo ciclo di consultazioni per ascoltare le opinioni dei partiti e verificare se è maturata qualche possibilità che oggi non si registra. Buon lavoro. Ecco qua, allora Mattarella in pratica dice ai partiti prendiamoci una pausa e vedete di trovare la soluzione, Bazzaro. Siamo di fronte innanzitutto a una situazione abbastanza unica in quella che è stata la recente storia repubblicana dalla Seconda Repubblica in poi, nel senso che negli ultimi anni quello che era diventato sostanzialmente un bipolarismo tra centrodestra e centrosinistra nel 2013 si è incrinato. La presenza di una terza forza politica, in questo caso il Movimento 5 Stelle, aveva già allora modificato il consuetus modus operandi. Allora vi era una legge elettorale che prevedeva un premio di maggioranza e ancorché non vi fu una maggioranza netta, i 3 poli arrivarono sostanzialmente al medesimo risultato e il centro-sinistra con la maggioranza, col premio di maggioranza alla Camera, riuscì a rabattare un governo poi proseguito nel tempo. Io credo che siano emerse 2 particolarità e parlo da persona che fa parte di un movimento, è quello della Lega di Matteo Salvini. Il centrodestra ha vinto queste elezioni, le ha vinte con il 37% del consenso degli italiani. Il Movimento 5 Stelle, con un risultato di ampio raggio, è riuscito a portare a casa il primo partito d'Italia al 32%. Noi abbiamo proceduto sull'idea che se vi dovrà essere un governo, dovrà essere un governo in grado di realizzare quel programma che abbiamo proposto agli italiani. Quindi un governo non fatto per durare 6 mesi, non fatto per fare una legge elettorale e tornare al voto, ma fatto per durare. Per far sì che questo avvenisse, quando sono state scelte le presidenze delle 2 Camere con l'onorevole Fico e l'onorevole Casellati, il centrodestra avrebbe potuto, con la forza dei numeri, portare entrambe le presidenze a casa, perché questo sarebbe avvenuto nelle successive votazioni. Si è scelto, a mio parere, in maniera intelligente, a differenza di quanto avvenuto 5 anni prima, di non forzare la mano ma di dare la giusta rappresentanza a quello che era il partito più votato dagli italiani singolarmente, il Movimento 5 Stelle, che aveva chiesto la presidenza della Camera anche credo per un discorso di visibilità e possibilità di andare a effettuare quei tagli. Per un governo oggi voi reclamate il programma del centrodestra. Reclamiamo il programma del centrodestra e la squadra del centrodestra, ma non mettiamo nessuna preclusione e nessun veto sui nomi. Non l'abbiamo fatto per le presidenze di Camera e Senato e non lo facciamo nemmeno oggi. Quello che chiediamo, e lo facciamo insieme, è che il centrodestra sia la base di partenza di un ragionamento di governo. Certo, Borile, dalla vostra parte invece la posizione è, diciamo... Ma le affermazioni di Di Maio dal mio punto di vista sono inappuntabili. Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica
individuale in Italia e chiaramente un governo, qualsiasi esso sarà, dovrà comunque in ogni caso dialogare con il 5 Stelle. Il 5 Stelle ha una sua identità, ha una sua genetica, è nato con determinati obiettivi, ha fatto in questi anni una determinata campagna politica anche, portando avanti determinati temi. Questi temi sono però presenti e possono essere in qualche modo accarezzati anche, ma perché presenti, perché condivisi, perché sono di fatto una convergenza all'interno anche di altri programmi elettorali, sia col PD che con la Lega. Vedo molto difficile, non solamente da parte della classe dirigente, ma anche dell'elettorato proprio, convergere con Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle in questi ultimi anni ha lottato attivamente contro quella che è stata una politica portata avanti da Silvio Berlusconi, l'ho attaccato, quindi trovare un'alleanza ora con questa forza politica sarebbe in un qualche modo screditare lo stesso partito, screditare lo stesso quel input genetico che ha fatto nascere anche il 5 Stelle, quale movimento di protesta, adesso si pone su di un livello ovviamente di governo. Quindi ci sono delle forze politiche con le quali si può dialogare, il Movimento 5 Stelle è una forza imprescindibile, con la quale anche Di Maio ha detto che è pronto a delle intese, come ha detto Mattarella, bisogna trovare delle intese con larghe coalizioni, quindi c'è la disponibilità anche da parte nostra, ma ci sono purtroppo delle inconciliabilità che non possono essere superate, che è quella appunto della presenza di Forza Italia. Di Forza Italia nel centrodestra. Centrodestra che è uscito dalle consultazioni con Mattarella su posizioni differenti. Allora sentiamo cosa ha detto, li abbiamo messi assieme, Matteo Salvini e poi appunto Silvio Berlusconi uscendo dall'incontro con Mattarella. È stato incontro assolutamente positivo, dove abbiamo espresso chiaramente una linea costruttiva. Abbiamo visto che molti sono venuti qua a dire dei no. Noi al Presidente della Repubblica abbiamo offerto dei sì, non pensiamo a governi a tempo, a governi improvvisati, a governi raccogliticci. Lavoriamo e lavoreremo per un governo che duri almeno 5 anni e che abbia l'interesse nazionale italiano come priorità. Ovviamente partendo da chi ha vinto le elezioni, ovviamente partendo dal centrodestra che ha vinto le elezioni e numeri alla mano se vogliamo un governo che duri, coinvolgendo i 5 Stelle. Non occorre uno scienziato per capire che altre soluzioni sarebbero temporanee e improvvisate. Lavorerò personalmente nei prossimi giorni per incontrare tutti, ascoltare tutti, dialogare con tutti e vedere se si riesce a trovare una quadra come abbiamo trovato per le elezioni dei Presidenti di Camera e Senato. Abbiamo già ben chiaro in testa quali sono le priorità di governo, quale potrebbe essere la squadra. Si parte dal lavoro, dalle tasse, dall'immigrazione, dalla disabilità e dai temi che abbiamo sollevato in campagna elettorale. Siamo disponibili invece a partecipare con una presenza di alto profilo a soluzioni serie basate su accordi chiari, su cose concrete e fattibili, credibili in sede europea, quell'Europa verso la quale è certamente necessario un atteggiamento fermo e autorevole per tutelare gli interessi italiani meglio di come è stato fatto finora, ma che non perdonerebbe certo populismi, dilettantismi e improvvisazioni. Queste sono le nostre condizioni. Su questo, e non sulle poltrone, siamo disposti a dialogare per trovare una maggioranza capace di far uscire il Paese dalla crisi. Ti ringrazio dell'attenzione e buon lavoro. Ecco qua, allora Fabio Maggio, l'apertura di Salvini al Movimento 5 Stelle, Berlusconi invece no, un governo che comprenda movimenti populisti e quant'altro. Io credo che il Presidente Berlusconi abbia chiarito quella che è stata ed è da sempre la posizione di Forza Italia. Prima di tutto viene il Paese, prima di tutto vengono i problemi degli italiani e la necessità di risolverli quanto prima. Non possiamo perdere tempo
troppo a formare un governo o a parlare di veti personali incrociati. Questo Paese ha perso 20 anni tra chi sosteneva Berlusconi sì, Berlusconi no. Io credo che oggi quel tempo debba lasciare lo spazio al pragmatismo delle soluzioni, perché non possiamo continuare a ragionare di veti personali e di personalismi quando il Paese è spaccato e necessita assolutamente di trovare una soluzione di governo. E il Presidente Berlusconi faceva riferimento all'Europa perché sa benissimo, come sappiamo tutti, che a fine anno termina l'aiuto grande che la Banca Centrale Europea sta dando al debito pubblico del nostro Paese, sostenendolo con il quantitative easing. A fine anno questo aiuto cesserà e senza la stabilità che può offrire solo un governo con un programma chiaro, rischiamo grosso. Questo è l'appello alla responsabilità che ha lanciato il Presidente Berlusconi e che Forza Italia sottoscrive, e quindi non abbiamo bisogno assolutamente delle improvvisazioni e delle promesse che alcuni partiti hanno sostenuto in campagna elettorale, ma abbiamo bisogno di soluzioni chiare, condivise, semplici e che possano portare a soluzione dei gravi problemi del nostro Paese in tempi brevi. Certo, ma con la Lega come la mettiamo? Ma io credo che, ascoltando le parole di Salvini e Berlusconi, la differenza io francamente non la vedo. Ci sono anche parlati, si vedranno. L'accordo per il Presidente Berlusconi passa per il rispetto della volontà degli elettori del centrodestra che hanno individuato in Matteo Salvini la leadership, ma anche dal rispetto del programma che Forza Italia e la Lega hanno condiviso in campagna elettorale. Chi sta all'interno di questi binari e sui punti del programma di centrodestra credo che possa vantare di trovare un accordo con noi, ma credo che nessuno possa pensare di escludere un partito come Forza Italia, che ha preso il 14% ed è il secondo partito della coalizione di centrodestra. Certo, sentiamo anche cosa ha detto Di Maio uscendo da Mattarella. Il contratto sul modello tedesco ci permette di individuare di fronte agli italiani come forze politiche, sottoscrivendolo, non solo i temi da affrontare insieme, ma anche i tempi e le procedure. E dopo il lavoro che abbiamo fatto di interlocuzione con tutti i gruppi, noi crediamo che un contratto per assicurare un governo agli italiani il Movimento 5 Stelle lo possa sottoscrivere o con la Lega, quindi un contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega, o un contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Questi sono i nostri due interlocutori, ma è chiaro che sono alternativi, sono due soluzioni alternative, ci tengo a precisarlo. Per questa ragione chiederò subito, e ovviamente l'ho detto anche al Presidente, un incontro con Matteo Salvini e Maurizio Martina per cominciare a lavorare alla strutturazione di questi contratti. Poi, dopo le prime interlocuzioni, capiremo con quale forza politica ci sia più convergenza sui temi e ovviamente individueremo il contratto da scrivere con la forza politica che avremo scelto e che quindi sarà più affine ai nostri temi. Allora, Ermanno, c'è un termine nuovo forse che esce per la formazione del governo, il contratto. Allora, non è il contratto con gli italiani che è stato firmato 2 volte da Berlusconi, ma è sicuramente un approccio nuovo. È possibile? Non credo si possa fare un contratto, quantomeno un accordo sicuro, perché poi non so se potrà essere firmato e quindi poi mantenuto. Mi sembra una cosa un po' nuova, ma comunque nella politica tutto è possibile e assistiamo a quello che sta succedendo. Io mi domando se la gente rimane un po' allibita da questo comportamento dopo le elezioni. C'è una crisi imminente, importantissima, ci sono delle date, delle scadenze importanti, per carità è giusto che ci sia un dialogo, è giusto che ci sia una serie di precisazioni, di puntualizzazioni delle varie posizioni, però il tempo passa. E non è nemmeno pensabile, da un punto di vista tecnico, poi il suicidio
magari assistito si può fare, a danno dei cittadini, non è possibile pensare che si vada a nuove elezioni, perché sarebbe economicamente un suicidio. Non parliamo di se il partito tale è più conveniente perché magari nelle prossime elezioni potrebbe guadagnare 2 punti di più o perdere 2 punti di meno, perché a questo punto, da come parlano questi signori, non hanno in testa i cittadini italiani. Non ci sono. Non stanno parlando che c'è gente che ha bisogno della pensione, che sta aspettando, che c'è gente che non riesce ad arrivare alla fine del mese. Io ieri ero in un supermercato, un signore ha fatto una spesa di 2 euro, ha comprato il minimo indispensabile e non lo faceva per risparmiare. C'è qualcosa, c'è una rottura, un abisso tra la politica e la popolazione, tra la gente. Ecco, questo che mi spaventa molto. Richiamare la stessa gente a votare è impossibile, credo. Però essere più determinati e più accondiscendenti, perché devono, le parti, qualunque esse siano, che si mettano d'accordo, devono dare un segno di convergenza. Mettiamo 10 punti, 3 li condivido, 2 non li condivido, ma qualcosa a questo popolo italiano che ha creato l'Italia, perché poi è la gente che ha fatto l'Italia, non la politica, e ne abbiamo visto appunto poc'anzi con lo Sturzo, e a questi dobbiamo rendere conto, ma non con un palleggiamento, con veteri politici che devono stare a casa, devono avere la capacità, facciamo una legge speciale che vadano in pensione definitivamente, ma con giovani competenti, decisi. Cosa si fa? Dobbiamo vincere questa battaglia, non c'è più tempo. Questo è il dramma. E allora credo che se ci fossero meno interessi personali in questa fase, forse il centrodestra sarebbe un po' più libero. E rivolgo la domanda al nostro rappresentante della Lega. È proprio indispensabile che ci sia questo interesse personale di un uomo che ha un partito e può ancora fermare un governo, non formare, fermare. Noi ci siamo presentati necessariamente come alleanza di centrodestra a queste elezioni. Ogni partito ha fatto la sua campagna singolarmente, il proporzionale lo imponeva, e abbiamo sottoscritto però davanti ai cittadini, portandolo nelle loro case, portandolo ai gazebo, ai mercati, un programma firmato dai 4 leader, pensando di riuscire ad arrivare a quelle possibilità numeriche di governare con quella coalizione, con un candidato premio che doveva essere l'espressione del partito maggioritario nella coalizione stessa. Oggi quello che abbiamo detto, io credo alla stessa maniera, che Salvini abbia detto alla stessa maniera le stesse cose, e lo ha già mostrato con decisione e capacità quando c'è stato lo stesso blocco durante la presidenza del Senato. Noi ci siamo trovati in una situazione di totale impasse, ma forse, e l'abbiamo sbloccato. Sì, ma forse ho posto male la domanda. Non è tempo che qualcuno faccia un passo indietro per lasciare che l'Italia cresca? Io credo sempre che siano i cittadini a dover determinare i passi indietro dei politici. Evidentemente, se comunque Silvio Berlusconi e Forza Italia hanno preso, non sono più maggioritari nel centrodestra, ma hanno preso il 14%, sarebbe poco democratico decidere noi ora lì o gli altri leader chi è che deve essere. Non dico che la Lega deve decidere, la Lega onestamente è coerente a quanto ha firmato. Mi permetto di inserirmi un attimo con molto rispetto con quanto sta dicendo il leghista. Le elezioni hanno fotografato una situazione: ha vinto Movimento 5 Stelle e Lega, ha perso Forza Italia e Partito Democratico. Il Partito Democratico si è fatto da parte, annunciando una... A me risulta che Forza Italia abbia vinto le elezioni insieme al centrodestra. Se andiamo a vedere i dati dell'ultima volta con adesso, possiamo anche parlarne. Insomma, cioè, ci sono dei vinti e dei vincitori. Ecco, quindi di fatto chi ha vinto queste elezioni? Il Movimento 5 Stelle e Lega. Forza Italia si è dimezzata, ha perso.
È un dato di fatto elettorale. È una strana concezione della democrazia. Quella per cui io sto guardando i risultati, ma sì, ma è sicuramente una forza. Per i milioni di elettori che hanno votato Forza Italia. Non sta mancando rispetto a nessuno. Mi dispiace, sto però facendo una comparazione in termini numerici elettorali in cui ha avuto una debacle rispetto alla precedente tornata elettorale. Non c'è dubbio. Però, allora, scusate, il secondo partito, se i numeri, se mi ricordo bene, no? È il Partito Democratico. Certo. E si chiama sconfitto, per carità, non ha avuto i numeri precedenti, certo. Ma è il secondo partito in Italia. Vero. Sì, però, come mai Di Maio non emerge questo partito che faccia delle proposte concrete, non dico mettiamoci insieme, ma dice guardate, la crisi si risolve così, chi ci sto anch'io, e non si rifugia all'Aventino? Posso? Prego. Io ho ascoltato in religioso silenzio quasi a fare da compendio alla prima parte della trasmissione che riguardava Don Luigi Sturzo. E perché in religioso silenzio? Perché io ho l'impressione che siamo nella fase 2 di un film che nel primo tempo era dedicato alla mettere in piazza l'impossibile della campagna elettorale con sensi di assoluta irresponsabilità, e che adesso anche nella fisionomica di presentazione invece, i nuclei, il essere diventati uomini di Stato. Le televisioni, secondo me, devono darsi un compito anche di educazione civica. Allora, io vengo da anni di trasmissioni in cui mi è stato raccontato che l'accordo tra partiti si chiama inciuccio e adesso diventa il contratto di governo. Mi è stato raccontato che il mio partito era il PD-L, che era irrobustito solo da malavitosi, da gente che non poteva nemmeno camminare per strada, e guarda caso chi lo enunciava al pubblico ha preso una marea di voti. Allora io, siccome mi sento democratico e rispetto il volere dei cittadini, dico che dobbiamo stare in una sanissima opposizione, perché noi non abbiamo saputo vendere un prodotto politico. Noi non siamo riusciti a mostrare all'uscita del supermercato le morositas da far comprare ai cittadini. Allora è bene. O forse siete anche responsabili di 4 anni di governo in cui probabilmente l'elettorato vi ha un po' anche con questa espressione di voto probabilmente bocciato. Ecco, ci sono delle responsabilità. Bocciati senza nessun equivoco, bocciati in pieno. Hanno bocciato il nostro candidato premier in pectore, e quindi che si è dimesso. È giusto che dia le carte chi ha ottenuto il consenso dei cittadini. Ma in questo caso Di Maio dice o PD o Lega, non è che vi escluda. Sì, anche lì ci sarebbe tutto da... cioè va analizzato sta proposizione pubblica, va analizzata alla luce di quello che dicevo prima, perché qua non è che può valere una cosa fino al giorno prima e il giorno dopo, visto che hai bisogno, visto che il nostro sistema parlamentare, anche questa è una cosa che non ci diciamo da anni. Ci diciamo che erano 5 governi di non eletti. Ma signori, uscirà un governo in cui il candidato, il premier, sarà un non eletto probabilmente. Oppure sarà un eletto ma non il candidato premier di quella formazione. Perché è probabile che al terzo giro di consultazioni, il secondo sarà anche quello molto, prosaico, e al terzo si arriverà al dunque e non sarà probabilmente, qui in umiltà avanzo questa ipotesi che probabilmente sarà disconosciuta, potrà non essere né Salvini né Di Maio, quindi una terza figura. Però allora, anche su questo, attenzione, noi siamo stati giustamente colpevolizzati su molti temi italiani, però il senso della responsabilità, se deve ritornare in campo nella politica, parte dai termini, dalla terminologia che viene usata. È fondamentale. Io questo
perderò voti, ma me la giocherò sempre sta partita qua. Volevo fare intervenire anche Castagna, allora, visto che ho sentito il religioso silenzio. Religioso, ma silenzio ascoltando. Allora, io penso che bisogna essere coi cittadini onesti, anche quando si vincono le elezioni, ma soprattutto quando si perdono le elezioni, cioè non si raggiunge quel consenso che si sperava, perché poi perdere è sempre una terminologia che nessun partito usa. Posso non aver vinto, ma non ho perso, non ho raggiunto il consenso necessario. Qual è, secondo me, il giudizio che è nato dalle elezioni, cioè che è uscito dai cittadini italiani? È uscito un giudizio molto radicale, di moderati nelle elezioni è da tempo che non ne vedo, ma in queste elezioni ancora meno. Il radicalismo è determinato dal fatto che si è voluta dare una botta, chiamiamola così, a chi ha governato per 5 anni. È il risultato appunto che il consenso, come prima spiegava Bisato, è diminuito in maniera consistente dal 41% europeo a quelle cifre che sono arrivate. E si è voluto radicalizzare con il voto ai 5 Stelle o al centrodestra, in particolare la Lega, sulla base di 2 considerazioni. La prima, che la condizione generale del Paese, che non è per tutti uguale, per i cittadini, cioè non è che il Paese sta male e tutti lo vivono nella stessa, no, ci sono condizioni diverse. In una si è determinata con una posizione, diciamo così, adesso io non uso populismo, molto radicale, nel dire che basta abbassare le tasse e questo Paese riprende col suo vigore necessario il cammino verso progressive sorti nazionali, ed è un ragionamento che ha fatto presa, perché si pensa che abbassando le tasse chiunque stia un po' meglio di prima, senza rendersi conto che cosa vuol dire abbassare le tasse. Poi si può anche criticare Lorenzin perché fa i tagli sulla sanità, ma quando mancano i soldi per le tasse, dalle tasse, è evidente che da qualche parte si taglia, ma quello è un altro ragionamento. Un altro elemento di radicalità si è determinato appunto con quei 5 Stelle, non soltanto sul reddito di cittadinanza, che invece dal mio punto di vista ha una consistenza se si ragiona su perché milioni di persone hanno pensato che sia necessario avere un reddito non avendo nessun altro reddito alle volte per cui vivere, ma sulla base del fatto che viene un giudizio sulla politica in maniera trasversale che riguardava il governo attuale ma contemporaneamente tutta la politica. Prima Borrelli ha fatto riferimento anche e lo stesso Di Maio ha fatto riferimento a una parte della politica che non è stata assente in questi 20 anni, ha governato questo Paese e che quindi ha prodotto quei risultati di cui tutti siamo qui davanti a assistere in maniera impietosa, anche in maniera anche molto preoccupata, come faceva rilevare prima giustamente il professore. Quindi questi 2 elementi come fanno a stare assieme? Cioè quest'idea che si fa una battaglia, si fa una campagna elettorale in cui la radicalità delle posizioni è talmente consistente per cui dopo un certo punto il senso di responsabilità, come fosse in qualche misura cadesse dal cielo, per alcuni come abbiamo visto prima fosse accaduto, ma per molti della nostra politica non credo che avvenga così, e immediatamente si assume il senso di responsabilità. Faccio un'ipotesi: io sono per modificare radicalmente la Fornero. So quanto costa modificare radicalmente la Fornero, ma so che anche nel momento in cui dico che abbasso le tasse e le porto al 16% racconto una bugia. Sentiamo. Così come racconto anche una bugia nel momento in cui penso che sia necessario modificare così radicalmente un sistema politico, sapendo che poi il sistema politico invece ha bisogno delle risorse per poter vivere e quindi ha bisogno anche di una condizione, adesso so di essere particolarmente impopolare, in cui la politica possa vivere col denaro pubblico. In tutti i paesi europei i partiti vivono col denaro pubblico. Ora capisco che le esagerazioni che noi abbiamo avuto nel nostro paese non siano più concepibili, però questa è una condizione. Come fanno a stare assieme queste 2 cose? Facciamo replicare. Perché poi, finisco. Dato che sono stato religioso silenzio, adesso sto un altro religioso silenzio, però
quello che si dice spesso è che la politica non incrocia le esigenze degli italiani. Molto probabilmente quello che stiamo assistendo in queste ore non incrocia minimamente dal mio punto di vista le esigenze degli italiani. Si sta soltanto assistendo. Le premesse con cui gli italiani hanno votato, queste forze politiche sono risultate, diciamo così, vincitrici, sono ben superiori a quanto oggi appunto si può determinare dai colloqui. Certo. Mazzaro, vedevo che un po' scuoteva la testa. La campagna elettorale è finita. Eppure, più che l'analisi del voto, vi è la pagella ai cittadini e al loro voto. Si parla dei due partiti che giustamente nei numeri hanno vinto l'elezione come dei buoni venditori di un prodotto, come sostanzialmente la Lega e il Movimento 5 Stelle non avessero avuto nulla da dire, come se le promesse fatte da questi due movimenti fossero irrealizzabili. E l'unica cosa in cui sono stati bravi Di Maio e Salvini è stata quella di vendere qualcosa, di, passatemelo il termine molto volgare, fregare gli italiani, vendendogli una soluzione a tutti i problemi del mondo, una panacea di tutti i mali, atta a farsi votare. Li hanno illusi. Li hanno presi in giro, invece i bravi responsabili che hanno governato questo paese con serietà e diligenza sono stati puniti dal becero populismo di Salvini e Di Maio. Non è così. E ancora una volta, chi ha governato, io mi ricordo la frase di Fassino perché ce l'ho in mente stampata nella memoria: Grillo si faccia un suo partito e vediamo quanti voti prende. E 5 anni dopo, nonostante aver dimezzato da un Renzi votato da un italiano su 2 nel 2014 al 20%, 19%, a 2 punti dalla Lega che per la prima volta si esponeva nelle regioni del centro e del meridione d'Italia, ancora oggi invece di un'analisi dei fatti c'è il declassamento del livello culturale e sociale dell'avversario a quello di mero salto in banco. Chiudiamola qui. Io quello che penso è che giustamente l'Italia è una repubblica parlamentare, le consultazioni si sono sempre fatte. La differenza col passato è che ci sono 2 leader nuovi sulla scena politica che stanno cercando di trovare la soluzione non per tirare a campare o per andare a rispettare quelli che sono dei vincoli imposti altrove. Faccio notare che forse qualcuno non si è accorto che negli ultime 2 settimane, 3 settimane, l'Italia ha subito una serie di violazioni di sovranità molto gravi. È successo con la gendarmeria francese, è successo con le dichiarazioni di Netanyahu riguardanti i profughi da Israele e l'Italia, ma è successo ancora di più, velatamente, ma in maniera oltretutto molto incisiva e particolarmente fastidiosa a mio avviso, soprattutto per chi ha l'onore, come ce l'ho io, di sedere oggi a rappresentare la Repubblica Italiana, da parte delle cancellerie di Germania e Francia, che in una piena definizione del DEF, cioè del documento di economia e finanza, cioè della base di gestione dei prossimi anni della politica di spesa del nostro Paese, hanno già cominciato a far presente la loro voce. Io, da ignorante, sono andato a rileggermi la Costituzione appena eletto e so che l'Italia è una repubblica sovrana. E quindi vedere 2 leader che si confrontano, magari con tutti i propri limiti, per arrivare a formare un governo, per cambiare radicalmente le politiche di un paese, non è un passaggio a vuoto, è un passaggio doveroso e necessario per iniziare una pagina nuova. L'ha detto prima il direttore, forse c'è bisogno di novità. È anche ovvio che 2 delegazioni parlamentari numerosissime, parlo di Lega, vi permetto di parlare non a nome ma dei numeri del Movimento 5 Stelle, siano oggi costrette a ragionare in termini di governo. Ma partiamo da un presupposto: i programmi di questi 2 movimenti, e parlo del programma del centrodestra, in particolar modo delle parti che la Lega ha voluto mettere a tutti i costi al suo interno, noi non l'abbiamo fatta passando le giornate a raccogliere le istanze delle persone per poi dare risposte facili a problemi difficili. L'abbiamo fatta con economisti alla mano, con dati alla mano, ma soprattutto l'abbiamo fatta dopo 7 anni di disastri, stando per 7 anni all'opposizione di tutto, di Monti, di Letta, di Renzi e di Gentiloni. Ora che 17 più 32 fa 49, quindi che metà dell'elettorato attivo italiano che si è recato alle urne venga indicato come sostanzialmente incapace di intendere e di volere e affabulato fuori dai supermercati, abbia piacenza che non è rispettoso non per chi ha l'onore di sedere in Parlamento, ma che come me, da cittadino, ha fatto politica per tanti anni credendo che il proprio voto avesse lo stesso diritto e la stessa dignità di tutti gli altri. Certo, chiarissimo. Allora, prima di fare, Fabio Maggio vuole intervenire, aspetti un attimo, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo e sentiremo anche la voce di Adi, perché c'è anche chi pensa anche di un possibile ritorno alle urne, quindi dopo cercheremo di capire come anche. A tra poco.